L'avete già stabilito? Lui ha un programma fino all'Oxio di Aachen, che lui va a fare tra 15 giorni un CSA in Francia, e poi l'Oxio di Isted e poi Aachen. Beh, quindi abbastanza grossi come impegni, Sì, non avete grossi. deciso di risparmiarlo per l'AIA, insomma. Ma sono grossi, però c'è 10 o 15 giorni tra un concorso e l'altro per poter dargli respiro. Stefano Nogara su Harmonia Evans. Quattro penalità nella prima manche. Ricordiamo che c'è Roberto Arioldi che ha già 2 netti e quindi è chiaramente in testa alla classifica provvisoria. Roberto Arioldi su Orchidea della Florida, uno dei binomi che ha vinto di più negli ultimi 2 anni in Italia. C'è errore al terzo elemento della gabbia, della doppia gabbia, il verticale di barriere e balaustre che per adesso, almeno nella seconda manche, è quello che ha creato più problemi. C'è anche la distanza tra questo falso largo che adesso sta saltando Nogara e il successivo, una distanza un po' particolare, vero? Sì, è una distanza che, perché l'elemento prima dell'ultimo ostacolo è un oxer abbastanza profondo e i cavalli finiscono la parabola senza impulso, bisogna un attimino rimetterli un po' composti. Stefano è venuto avanti un attimino continuando e la cavalla era rimasta un po' lunga con la forza della schiena e col posteriore ha fatto errore. In 57,25 con 12 penalità esce dal campo Stefano Nogara ed entra una Amazzone, Elena Salvatori. Doveva entrare in campo Andrea Bracci adesso. C'è qualcosa. Bracci era uno dei percorsi netti della prima manche. Vedremo poi se entra in campo in un momento successivo, ma non dovrebbe accadere secondo le regole tradizionali, a meno che la Salvatori non abbia chiesto un anticipo, ma non c'è motivo però, Arnaldo, no? No, ma penso che partono nel numero delle entrate di prima. Comunque adesso in campo c'è, come dicevamo, Elena Salvatori su Belzebù, 4 penalità nella prima manche. Molto prudente mi pare, vero Arnaldo? Ma l'Elena è sempre prudente, difatti lei fa quasi sempre dei buoni percorsi con questo cavallo qui, anche perché è un cavallo che ha un po' di difficoltà di gestione, essendo un cavallo grosso. Entra molto bene però nella doppia gabbia. E infatti la passa perfettamente. Nelle 2 passi del percorso della prima manche che andavano, riportavano il cavallo verso l'uscita, che sapete è sempre un elemento abbastanza delicato questo del cavallo che vede l'uscita e quindi pensa che il percorso sia già finito. Bellissimo percorso di questa di Elena che finisce senza penalità nella seconda manche in 58,74, quindi soltanto 26 centesimi di secondo dal tempo massimo consentito. Penalità complessive nelle 2 manche 4. Dicevo, in tutte e 2 le fasi che riportavano il cavallo verso l'uscita, Ninzeo aveva sistemato forse i 2 elementi più tecnici della prima, cioè il passaggio 5-6 e poi appunto quella distanza un po' strana fra il falso largo e un primo elemento di una gabbia. Sì, ha fatto veramente, che è un percorso che a vederlo non era grossissimo, però sono queste piccolezze, cose tecniche che mettono in difficoltà i È cavalli. possiamo dire un po' una sorta di nuova scuola, no? Questa di cercare di non andare tanto a cercare i buchi più alti, ma andare a cercare le cose più cercare un po' tecniche. più la tecnica che lo sforzo in se stesso del cavallo. Emilio Puricelli su San Patrignano Ultim Mot. Emilio Puricelli è uno dei nomi più noti della nostra equitazione, quindi non ha bisogno di grandi presentazioni, soprattutto qui a Roma dove si è aggiudicato la potenza più di una volta. Questo di Emilio è un cavallo giovane che è promettente. Fino a un anno fa il cavallo girava con un junior nelle gare di 1,30 m e anche lì faceva dei bellissimi percorsi. Lui lo sta portando avanti con calma, entra molto bene però nella doppia gabbia. Ricordiamo che c'è un errore sull'elemento centrale. Purtroppo è un errore di inesperienza perché il cavallo si è andato molto in alto sull'Oxer. Ricordiamo, dicevo, che Emilio ha avuto uno strappo a Cervia proprio alla fine della settimana scorsa.
finisce con 8 penalità nel tempo di 54,90, da cui però si è ripreso prontamente. C'era stata qualche perplessità che potesse essere presente qui a Piazza di Siena, invece l'abbiamo visto in gara fin dal primo giorno, quindi tutto bene. Andando al Gran Premio Roma si è ripetuta la sequenza Godignon-Bologni. Intanto le telecamere di Gambuti ci propongono a ralenti un errore di Funicelli. Dicevo, al Gran Premio Roma si è ripetuta la sequenza Godignon-Bologni e per la seconda volta ha vinto Bologni nel giro di una settimana. È stato importante entrare dopo Godignon. Ma di sicuro nei barrage è molto importante entrare, direi, per ultimi. Io ero penultimo, ma a Cervi ero stato per ultimo, perché si può vedere gli altri colleghi nel barrage dove possono rischiare di più, dove vengono più facilmente gli errori, perciò viene molto più semplice. E intanto vedete Filippo Moyerson, un altro dei nomi più noti dell'equitazione italiana, su Desir. È un cavallo nuovo questo per Filippo? Sì, è un cavallo nuovo che gli ha affidato Emanuele Castellini, è un cavallo di 9 anni, ha veramente delle ottime possibilità di qualità di cavallo, però anche lui è inesperto ancora su questi percorsi. Però la doppia l'ha passata piuttosto bene. Sì, il cavallo ha veramente qualità, Filippo è un ottimo cavaliere. Sta ragionando molto. Siamo al falso largo conclusivo. Nessuna penalità nella seconda manche e quindi Moyerson esce da questo secondo percorso con 4 penalità complessive. Comunque c'è soltanto un cavaliere Chialvo, con scusa, un doppio mi netto. ascolti? Andrea Bracci non lo vedo. Michele Chialvo? Sì, adesso ti sento, Michele. Ecco, adesso mi senti, scusa, interrompiamo brevemente perché ci chiede la linea Imola, c'è Mario Poltronieri con degli ospiti importanti, gli cederei subito la linea. Mario, sei in ascolto? Sì, sono in ascolto e quindi torniamo sul tragico incidente di oggi. Abbiamo tra gli altri Flavio Viatore, team manager e amministratore delegato della Benetton Formula e della squadra Benetton Ford, e Gianni Morbidelli che abbiamo beccato mentre era ancora nel suo box, stava controllando la sua vettura. Ecco Gianni, tu sei pilota, come ti è sembrato, come hai recepito questo dramma e come secondo te è avvenuto? Lo vediamo poi tra poco quando correranno le immagini dell'incidente. Ma non si può non essere sconvolti dopo una cosa del genere. Io fra l'altro sono venuto al corrente del fatto solamente dopo un'ora finite le prove, giustamente non hanno voluto dirmelo per evitare poi dei disturbi durante la qualifica. Non ho parole sinceramente, non si può in questo momento fare un processo e imputare la colpa al team sono cose che non accadono ormai da tempo e questo è indice di una grande sicurezza nel mondo della Formula 1. Ecco, rivediamo un attimo le immagini, osservate quel particolare che sta volando. Ecco, Cesare Fiorio, tu cosa pensi? In un primo tempo mi era apparso un pezzo di ala, visto invece meglio così con calma direi quasi sicuramente il flap anteriore che ha fatto perdere praticamente il controllo alla vettura al pilota. Scusa Cesare, non è stata la stessa origine dell'incidente di Berger quando è uscito? Beh, qualcosa di simile, non era una cosa così clamorosa, ma sicuramente c'era una componente analoga a aerodinamica. Ecco, qui vedete l'incidente. A questo punto io chiamerei subito in causa Flavio Briatore, che oltre che team manager di successo è direi anche uno dei cervelli della Formula 1 d'oggi, quindi un uomo più che qualificato per dire che cosa questo incidente può portare a meditare per il futuro prossimo e a medio termine di questa categoria. Ma è un incidente successo sembra un guasto tecnico, ho perso già la macchina in rettilineo. Noi sappiamo che le macchine le costruiamo benissimo, abbiamo dei collauti che sono severissimi, non è mai successo niente negli ultimi anni in Formula 1. Questo è un team nuovo appena arrivato, però penso che abbia passato il crash test come tutti.
sono incidenti che purtroppo quando succedono fanno meditare. La colpa di chi è? Sicuramente non è dei regolamenti come qualcuno diceva prima, perché in rettilineo si va sempre forte, cioè non è che in rettilineo sia stato un fatto di sospensioni attive che mancano, un fatto di traction control. Qui possiamo dire che la macchina ha perso la sua aerodinamica, come Cesare ha detto, il flap frontale. In questo momento qui l'aria praticamente a sta velocità entra sotto e la macchina diventa un aereo, si stacca dal suolo e continua la sua velocità, purtroppo contro il muro. Ecco, ma a questo punto tu dici non tocchiamo giustamente il regolamento, è un'ottica, ma potrebbe venire istintivo soprattutto a chi non conosce il travaglio di queste evoluzioni regolamentari di dire ma perché non modifichiamo radicalmente l'aerodinamica ridimensionandone le funzioni? D'accordo, tu puoi dire si stacca anche la ruota. No, ma certo. Formula 1 è uno sport che tutti sappiamo dove siamo all'estremo della tecnologia, è uno sport che tutti lo vogliono vedere perché c'è anche una parte di rischio, c'è anche una parte, è lo spettacolo stesso che è una parte di rischio, però quando succede un incidente mortale sicuramente fa riflettere tutti. Possiamo solo dire che la sicurezza negli ultimi tempi è migliorata in modo incredibile. Abbiamo fatto dei progressi nei team a livello di studio di materiali veramente eccezionali, però può succedere, è successo oggi, può succedere a tutti, anche chi fa un lavoro meno pericoloso del nostro. Non vedo, oggi è molto emotivo per tutti, anche per noi ci siamo persi per fermati, per cui, però penso che intervenire sull'aerodinamica sicuramente, però in Formula 1 la gente non vuole vedere le macchine andare piano, dobbiamo trovare un compromesso. Può darsi che ci sia anche stato un difetto di fabbricazione, certo. Questo è da verificare. Sicuramente succede sempre di più ai piccoli team con meno finanziamenti che non ai grandi team, questo è un'altra cosa che succede perché purtroppo è così. Intanto stiamo rivedendo ancora l'immagine. Sta perdendo il flap già in rettilineo, per cui è completamente fuori, praticamente in traiettoria. Quello è il secondo semialettone, diciamo. Ecco. Flavio, io ti ringrazio di aver aspettato fino adesso, abbiamo apprezzato tutti, anche se la cosa ha lasciato perplesso un po' Cesare, questo fatto che vi siate fermati, perché tutti voi, come tutti noi che abbiamo assistito a queste immagini e sicuramente tutti i telespettatori, siamo rimasti particolarmente colpiti. Purtroppo la televisione è verità anche in questo, ed è verità così dura e cruda che in certi momenti ci colpisce molto. Cesare. Scusa Mario, io sono rimasto perplesso nel senso che è la prima volta che questo avviene e mi domandavo se Flavio aveva preso questa decisione nel rispetto di un'angoscia di quel momento dei suoi piloti o perché riteneva con questo suo gesto di provocare una discussione sulla sicurezza delle automobili o anche dei circuiti. Un po' tutte e due, io penso che purtroppo i nostri piloti quando sono fermi nei garage hanno il televisore davanti. Quando è successo l'incidente sia Michael che JJ Leto avevano il televisore davanti ed era facile capire che il 90% l'incidente era mortale. A quel punto lì mi sono trovato due piloti con le lacrime agli occhi e non me la sono sentita di continuare a correre, cioè non me la sono sentita di mettere i piloti in una condizione psichica non perfetta di uscire di nuovo. Certi sono usciti e per me hanno fatto anche bene perché per passare un trauma certe volte è anche meglio uscire subito. Ma nel mio caso non me la sentivo di mettere Michael e JJ in macchina, ho levato le tende e i computer dal nostro box e anche una riflessione perché la Formula 1 deve essere anche umana, è una tragedia per la famiglia, per il ragazzo, per il team, per tutto lo sport e per me era come un minuto di raccoglimento di pensarci, cioè valutiamo, pensiamoci, non era nessuna protesta. Era una cosa emotiva, una cosa sentimentale perché in Formula 1 c'è anche del sentimento, per cui siamo in competizione tutti, ma quando succedono cose così io non me la sono sentita di continuare. Poi fatto bene o fatto male, creeremo polemiche o no, questo è cosa ho sentito e questo è quello che ho fatto. E io credo che sicuramente la maggior parte delle persone lo hanno apprezzato. A questo punto io vorrei chiedere a Michele Gianmarioli, vuoi che teniamo la linea o te la restituiamo? Possiamo Mario sentirci più tardi, tanto avremo altri collegamenti ovviamente con Imola, sì. Ringrazio i tuoi ospiti e noi possiamo tornare brevemente in studio per ridare la linea a Piazza di Siena per l'equitazione a Michele Chialvo. Sì, grazie Michele, con un tempismo direi straordinario nel momento in cui sta partendo il primo cavallo della terza manche.
non siamo tutti abituati a chiamarlo barrage, per cui ogni tanto magari ci sfuggirà anche di dire barrage, ma è una terza manche. Peter Mitolo su Dunge. Peter Mitolo che ha un totale in campo dopo le prime due manche di 9,25. Cambiato il percorso, per cui guardiamolo insieme con Arnaldo Bologni che, come vi dicevo, commenta con me, ha accettato di commentare con me questa gara di oggi. Allora, della doppia gabbia mi pare che è rimasto soltanto A e B, vero Arnaldo? No, B e C. È rimasto il secondo elemento e il terzo elemento. Cioè A e C, B e C. B e C, B e C, sì. quindi non c'è là. Hanno tirato via la triplice. Poi c'è il solito verticale con le colonne romane. Sì, e 11 e 12. Quindi non c'è più il largo, Non c'è più il largo giallo e giallo. blu, rimane numero invece il 10. falso largo di prima, che prima era l'ultimo E ostacolo. l'ultimo elemento della gabbia rustica finale. E c'è errore purtroppo per Mitolo. E poi c'è il fosso, uno degli altri degli ostacoli più difficili della prima manche. Peter Mitolo esce dal campo con 5 penalità e mezzo nella seconda manche. Nel tempo di 49,19 il tempo massimo consentito è 44 secondi, per cui ci sarà anche infatti la penalizzazione del tempo nel frattempo è aumentata, è 14,75, mentre rivediamo al rallentatore il passaggio a un ostacolo dove c'è stato l'errore, è il falso largo che nella seconda manche era l'ultimo ostacolo. 14,75 il totale, 49,19 il tempo della terza manche. Quando entra in campo Francesco Franco, adesso nella terza manche l'ordine d'ingresso è invece quello inverso alla classifica, quindi man mano che passano i binomi avremo sempre maggiori possibilità di piazzamenti ai primi posti della classifica. Francesco Franco su Diamond Field, 0 penalità nella prima manche, 8 purtroppo nella seconda. Il numero 1 è rimasto il muro che nella prima, c'è errore al muro tra l'altro, muro che nella prima manche, invece quella che non vi abbiamo proposto nella nostra diretta perché era finita intorno alle 4, nella prima manche era successivo alla riviera. Elemento B, elemento C della doppia gabbia, come abbiamo detto, largo e verticale. L'elemento A era una triplice, abbiamo visto nella manche precedente. Ha girato più stretto di Mitolo, Francesco Franco. Siamo al penultimo ostacolo di questo tracciato, il traguardo è stato spostato dopo il fosso. 39,43 il tempo, quindi 10 secondi di meno circa di Diamond Field. Totale complessivo 12 penalità per Francesco Franco. Dicevamo prima che è un momento abbastanza buono di forma per Franco, vero Armando? Sì, lui ha fatto tutte le selezioni prima di arrivare qui a Roma, saltando molto bene con sia questo cavallo qui che l'altro suo cavallo Alonso, che era il suo primo cavallo. Alonso ha avuto un attimino un po' di crisi prima di Roma e lui ha tirato fuori questo cavallo qua come primo cavallo, e qui a Piazza di Siena ha fatto degli ottimi percorsi e li ha dimostrati qui come nell'ultimo terzo percorso qui del Gran Premio. E a proposito di momenti di forma abbastanza particolare, possiamo parlare di un momento di forma così che esiste nella scuola siciliana di equitazione? Mi pare che in questo momento questi siciliani stanno andando molto bene. No, C'è Manuela Di Stefano che va fortissimo, purtroppo adesso è influenzata, per cui non la vediamo questi giorni qui. Ieri ha vinto Stramondo, che però mi dicono essere anche un po' un tuo allievo. Io l'anno scorso l'ho seguito per un po', ma parlando in genere dei ragazzi siciliani, sono ragazzi che hanno voglia di imparare e di vincere. Buoni cavalli anche. Sì, cavallo... loro hanno anche la possibilità, comprano dei buoni cavalli, ma la cosa più importante è che ci mettono la voglia di imparare e questi li porta ad avere dei buoni risultati. Volovan mi è sembrato un bellissimo soggetto. Io ieri la gara non l'ho vista, ho visto le immagini che ci sono arrivate, è bello, tra l'altro molto è molto uno bello, stalloncino, è uno stalloncino proprio italiano nato in Sicilia. Elena Salvatori su Belzebub. Elena non deve rischiare niente in questo giro. Elena Salvatori 4 penalità nella prima manche e 0 nella seconda, per cui è tra coloro che sperano in un errore di Arioldi nella terza. Fino adesso Arioldi, come dicevamo, è in testa alla classifica con un doppio netto, quindi
se fa netto anche la terza non c'è niente da fare. Se però sbaglia, quelli che hanno 4 penalità complessive possono sperare in qualcosa. Ma Arioldi non si lascia scappare questo. Tra l'altro ricordiamo che Arioldi ha vinto anche sempre con Orchidea della Florida la prima prova di qualificazione del campionato italiano, cioè il primo Gran Premio d'Italia, che è stato a Cervia 2 settimane o 3 settimane prima dell'internazionale. Molto buono il percorso della Salvatori, che però ha una penalizzazione per il tempo 0,25, cioè un secondo in più del tempo consentito, 44,55, un secondo o frazione. Il tempo massimo evidentemente è di 44 secondi, 44,55, quindi ogni secondo iniziato, come è la regola classica dell'equitazione. Adesso nei concorsi internazionali al barrage con una regola nuova, comunque secondo le regole tradizionali ogni secondo iniziato un quarto di penalità. Filippo Moyerson, 4 penalità nella prima, 0 nella seconda anche lui. Filippo Moyerson che monta in questo caso Desir, un soggetto nuovo, abbiamo già detto nel corso della seconda manche. Da quanto tempo ce l'hai in mano? Filippo lo sta montando, questo penso che sia il terzo concorso che lui lo sta montando, ma penso che in questo percorso farà vedere delle ottime girate Filippo. Ma lei, dai, non bisogna mai parlare Arnaldo, tu non purtroppo... sei spesso in telecronaca con me, non hai ancora appreso questa regola, mai avanzare giudizi prima. Però tutti stanno facendo un tempo in più sull'Oxer numero 6, lui ha rischiato in 5 tempi e gli è venuta un po' lunga la distanza. 4 penalità nella prima, c'è errore anche al verticale di colonne, siamo a 8 penalità. D'altra parte, dicevo, quanto tempo ci vuole perché si formi questo feeling cavallo-cavaliere in modo perfetto? Ma senz'altro ci vuole un po' di tempo per mettersi insieme. Lui ha ancora un attimino più difficoltà perché il Calo è un Calo giovane e fino all'ora che non lo montava lui il Calo non ha mai fatto gare importanti. Ciò per lui è ancora più difficile che per un altro quando ha un cavallo già esperto su questi concorsi. Mentre vediamo l'errore alle colonne, 12 le penalità complessive per Moyerson nel tempo della terza manche di 40,84. Ancora un concorrente con 4 penalità complessive dovrebbe entrare adesso in campo, si tratta di Guido Dominici che monta Matchball, un cavallo che da tempo ai vertici della nostra equitazione, è stato sotto la sella di Giorgio Nuti anche qualche anno fa, quando sembrava che dovesse essere uno dei binomi più promettenti di tutto il panorama che c'era in quel momento. Poi purtroppo Matchball ha avuto anche qualche problema, ha avuto un incidente se non ricordo male, no? Ma sì, si era fatto male a un posteriore e è dovuto stare 5-6 mesi fermo. Guido Dominici sul Matchball. Guido Dominici ha finito la stagione scorsa molto bene, con ottimi piazzamenti anche in campo internazionale. Adesso con questo Matchball ha fatto già vedere delle cose piuttosto buone. Anche lui non può sbagliare se vuole conservarsi la possibilità di guardare con apprensione il percorso di Arioldi, che entrerà in campo immediatamente dopo e che sarà l'ultimo concorrente. Unica combinazione rimasta, questo residuo della doppia gabbia nel terzo percorso, composta appunto da un largo e da un verticale. Sta facendo veramente bene, un bellissimo giro. Molto bene, molto rotondo come si dice. Siamo all'ultimo ostacolo. Ha traballato e il tempo però lo tradisce, 45,01, quindi 0,50 di penalità, cioè mezza penalità, quindi 4,5 complessivo per Dominici. A 4 penalità a questo punto non c'è nessuno, e questo agevola ancora di più Roberto. La Salvatori ne ha 4,25, Dominici ne ha 4,5. Arioldi adesso in campo con un doppio netto, è chiaramente in posizione, però non bisogna nemmeno essere troppo tranquilli in campo, vero Arnaldo? Ma
Roberto di sicuro ha un carattere forte, non penso che si faccia prendere da questa sua posizione. Roberto Arioldi su Loro Piana Orchidea della Florida, un binomio ormai assolutamente consolidato proprio. Roberto Arioldi è stato campione italiano già nell'87 con Rosa a Cervia, poi lo abbiamo visto sull'Hagan Bridge in tantissimi concorsi, ha toccato con gli anteriori la barriera del primo riparo. Siamo alla combinazione, passato bene. Ti sembra tranquillo, Arnaldo? Sì, Roberto. Però ha toccato anche lì. Ma l'importante è non farle cadere. Forse un po' di stanchezza? Ma di stanchezza, la cavalla è già 2 giorni che fa le gare. In ogni modo Roberto ha vinto. Attenzione, sì, ormai anche se fa 4 penalità non le fa. E il tempo è di 41,44. Perfetto, 0 penalità, 41,44. Arioldi che ha vinto tra l'altro con double take una delle gare importanti dell'internazionale che si è concluso mercoledì con la straordinaria vittoria di Bologna al Gran Premio. Ha vinto anche oggi con Orchidea della Florida la seconda gara di qualificazione per il campionato italiano, cioè appunto il secondo Gran Premio d'Italia. Quindi classifica conclusiva: Roberto Arioldi su Loro Piana Orchidea della Florida, Elena Salvatori con 4,25, poi abbiamo Dominici con 4,50, poi abbiamo Filippo Moyers, un altro dei grandi della navigazione, Francesco Franco con 12 penalità, poi abbiamo Peter Mitolo con 14,75. Questa è la classifica, lo ripeto, della seconda prova di qualificazione al secondo Gran Premio d'Italia 1994, la cui finale mi è arrivata notizia che dovrebbe svolgersi alla Bagnaia nel prossimo ottobre. Io a questo punto ringrazio tutti per la collaborazione, ringrazio ovviamente Arnaldo Bologni, che mi fa piacere ricordarlo un'altra volta, ci ha riportato la gioia di una vittoria italiana nel Gran Premio Roma dopo 18 anni. Ringrazio le telecamere di Roberto Cambuti e se non ci sono domande dallo studio restituisco la linea allo studio. Peter Mitolo sul mezzo aggiunge 14,75, 49,19. Siamo ancora in onda, chiedo conferma alla regia. Ecco, si sta avvicinando Roberto Arioldi. Roberto, allora questo binomio con Orchidea è un binomio ormai sicuro, insomma. Sì, in questo momento la cavalla è in forma e oggi è saltato bene. Mi è dispiaciuto solo di non averla potuto montare nell'internazionale. Senti, double take? Dopo il take ancora ha dei percorsi bene, dei percorsi ancora un po' non bene. Bisogna cercare di trovare l'andatura giusta anche nel Gran Premio. Tra i due? Tra chi double che differenza ci puoi sentire? Beh, con Orchidea c'è un'intensa che dura da anni, di double take. Quanti anni è che c'hai Orchidea? Orchidea con me è da 6 anni. Double take, il feeling sta aumentando? Già sulle categorie a tempo c'è. Bisogna un attimino trovare l'andatura giusta anche nei Gran Premi. Io vedo che Roberto sta morendo di fretta, ci deve lasciare. Grazie a Roberto Arioldi per questa rapidissima intervista, mentre in campo stanno, vedete, preparando tutto per la premiazione. E noi continuiamo qui, mi segnalo dalla regia che continuiamo la nostra telecronaca. No, Chialvo?